Quindi così mi sentono adesso? Che figo, ok. Buon pomeriggio signori di YouTube. Oggi ci goderemo la partita Asiago Vipers contro Civitavecchia. E sarò io a parlare di questa partita. È finito adesso il riscaldamento e iniziamo con la partita. Sono troppo gasato. Sì. Oh! Oh! Ma che qua! Perché da fare bella figura, Dai. Sta massa allungato il coso. Sì, mettiti qua. Sono... Aspetta, voglio vedere come sta venendo su tutto. Allora. Prova. Ah, ok, perfetta. È un po' in ritardo. È in ritardo, sì, perché la live è sempre in ritardo, a prescindere. Dai! Ma che non sia tipo quelle su Twitch che parte direttamente dal sì. PC. Cosa pensi di aspettare? Cosa ti aspetti da questa partita? Mi aspetto una partita combattuta, a vedere Civitavecchia delle altre categorie settimana scorsa. Anche secondo me. Civitavecchia che ha avuto una stagione un po' così, una regular season non delle migliori, infatti è dovuta andare a giocarsi nel secondo girone la salvezza. Asiago invece che era partito non troppo bene anche lei nella prima fase di campionato, poi nella seconda si è ripresa prendendoci anche un primo posto, battendoci qua 4-0 in casa. Bisogna dire anche che sono due squadre estremamente rivali, perché abbiamo Civitavecchia che è una delle squadre più forti nel meridione e anche sono le stesse squadre che l'anno scorso si sono contese la finale per il titolo dell'anno scorso. Quindi direi che ne abbiamo tutte. Sì. Vediamo. Prima linea per Asiago, Rossi, Marini, Rossetto e Grigiante. Dall'altra parte avremo di sicuro i fratelli Mecconi, Ceccotti e qualcun altro. Taglioni. Io li conosco tutti per fortuna. Nelle porte rispettive Salmaso per Asiago Vipers e Mollica per Civitavecchia. Mollica che è ormai il portiere del Civitavecchia da quando abbiamo circa 5 anni, quindi penso che sia almeno 10 anni che faccia il portiere per questa squadra e gli ha portato 2 titoli fino adesso, una delle ragazze più forti in Italia, ma questo lo sapevamo già. Dobbiamo aspettare una saracinesca. Sì. Dall'altra parte Salmaso che questa seconda parte di stagione sta facendo molto bene, sta facendo sicuramente il suo e partiamo subito con Rossetto dietro la porta. Anche lui in parte della famiglia di Fox Legnaro, in parte. Attenzione, 1 contro 1 per Mecconi, tiro! Bella parata di Salmaso, in angolo per Mecconi, che lotta sul disco. Spazza dietro per Ceccotti e riorganizzano il gioco. Civitavecchia che sicuramente sfrutterà la sua intesa, poiché giocano insieme da molto tempo e secondo me ci sarà da aspettarsi delle belle. Qua Mecconi perde un disco importante, riparte Rossi col fisico, cerca in mezzo per Marini ma non trova. Attenzione Marini, bella parata già qua della Mollica. Si inizia col botto, ripartenze, sì. 2 ripartenze incredibili. Qua grande parata di Mollica, anche perché non è semplice così all'inizio parare il primo tiro essendo freddi. Quindi brava Mollica. Seconda linea abbiamo Lazzari Junior, Oro, Gloder e Rosso. Oro nominato più volte miglior giocatore della partita in molti match settimana scorsa.
Sì, sicuramente uno degli under 16 più forti di quest'anno. Vedremo come si ricaverà in under 18. Recupera qua un bel disco rosso su Meconi, che il Civitavecchia non è ancora andato al cambio. Riparte Lazzari, intercetta però bene Ceccotti, si gira, ancora Ceccotti, esce bene dal pressing, riparte per Ruggero. Il tiro da lontano murato da Gloder, riprende Meconi. Qua passaggio brutto sbagliato per Gloder, che riparte bene. Poi il back check di Meconi, passaggio in mezzo per Oro, riprende ancora Meconi. Disco per Asiago. Ruggero Meconi, che è ottimo giocatore da entrambe le parti del campo, sia in attacco che in difesa. Anche lui uno dei più grandi talenti dell'Under 18, sempre stato un giocatore molto forte. Recupera Marini. Per gli amici Caveio. Ruggero Meconi che non è ancora andato al cambio insieme a Taglioni. Roster molto corto per Civitavecchia. Riparte Rossetto. Intercetta bene però Cesarini per Taglioni. Difende ancora bene, molto bene Marini. Riparte, perde il disco. Riconquista Civitavecchia. Ritmo molto alto questa partita. Fino adesso poco possesso da entrambe le parti, probabilmente perché siamo ancora ai gironi, quindi le squadre si sentono di rischiare, si sentono di provare a far muovere le gambe e cercare delle azioni da gol. Vedremo poi come si evolverà la partita nel corso del tempo. Adesso dietro la porta Ruggero Meconi cerca di riprendere un po' d'aria perché è dentro da 5 minuti, 3 minuti. Disco per Gagliotto che perde il disco, riparte Rossi, sono in due, Marini non aggancia bene, in angolo, bene dietro per Grigiante. Possesso per Asiago. Primo regroup della partita. Fino adesso abbiamo avuto quasi solo ripartenze. Contropiedi su contropiedi alla ghiaccio. Ritmo molto alto fino adesso. Dai, vieni Gabri, cazzo te ne frega. Io faccio tipo quello che parlo. Dai, fai i commenti, dai. Ma è aperto? Sì, è aperto. Prova? Sì, ci sono. Ci sentono. Vince bene il disco Oro. Oi! Che non so cosa abbia in faccia, a mezze griglie arancione. Vabbè, Oro sappiamo che è un ragazzo speciale, bellissimo il dribbling. Non inquadra però la porta. Ovviamente quando parlo di Oro scherzo, li voglio molto bene. Lotta in balaustra nella metà campo altopianese. Come si dice? Bene Ruggero, parte in dribbling, se la schilla ma perde il disco. È difficile mantenere lucidità dopo essere stati in campo per tutto questo tempo, ma è da quando ha 12 anni che fa 40 minuti a partita, quindi di sicuro sarà in grado di gestirla. Vabbè. Va bene. Gestisce Asiago, che fino adesso mi aspettavo facesse più possesso, essendo comunque una delle caratteristiche. Non sta giocando a scatola. Esatto, non sta giocando a scatola. Probabilmente perché secondo me nella seconda parte di stagione sono riusciti a ingranare meglio e quindi si sentono più sicuri nel giocare a uomo. Riparte Bernardo con il tiro fuori di Rosso. Samuele. Sempre molto pericoloso Bernardo Meconi, praticamente una volta oltrepassato alla metà campo è in grado di fare gol, dotato di un tiro splendido e anche di un gran bel paio di mani. Qua Ruggero passa in mezzo a 5 persone, para bene Salmaso e riparte Asiago. Tiro di Gloder, ben parato da Mollica sul primo palo. Recupera adesso Civitavecchia dietro la porta, ma è Oro subito pronta a riprendere il disco. Tiro, ottima parata di nuovo di Mollica. Qui ci sono state occasioni da entrambe le parti. Questa si prospetta un'ottima partita con un ottimo ritmo, quello che piace vedere a noi, non due squadre che giocano a scatola e aspettano 18 ore dietro porta. Ci piace così. Molto meglio. Sì. Ingaggio adesso
tra Asiago e Civitavecchia. Bene, ingaggio vinto da Asiago, che avendo comunque molti giocatori del ghiaccio, i face-off sono una delle loro caratteristiche principali. Rossetto qua murato da Taglioni. Taglioni lotta in balaustra con Rossetto. Nesce in mezzo, bloccato da Mollica che è molto attenta. Asiago molto pericoloso in questo frangente di gara. Sì. Ricordiamo che Asiago si è qualificato come primo nel... Ingaggio ancora vinto da Asiago, che penso che adesso abbia ottenuto un 80% dei face-off, un 80% di vittoria nei face-off. Riparte Marini in velocità. Può tentare il tiro in pancia a Mollica. Marini che vediamo spesso le sue discese lungo la fascia. Dotato di un ottimo tiro, anche lui delle belle mani. Per caso sai che pianta sono i suoi pattini? Sai che pianta sono i suoi pattini? Non lo so bene, forse sono un pino, non lo so. Chiederemo. Ancora un altro ingaggio vinto da Asiago. Ricordiamo che in questo sport gli ingaggi sono molto importanti perché conferiscono il possesso alle rispettive squadre. L'hockey in line è un gioco fatto di possesso, di calma, di pazienza, a differenza del ghiaccio che più tira il disco in avanti, casino, e cerchiamo di fare gol. Marini che qua tenta il dribbling, potrebbero cercare di far girare meglio il disco, tante giocate individuali. Tiene adesso bene Grigiante, giù per Marini. Asiago che sta mantenendo il possesso del disco. Testa alta per Caveio. Tenta il tiro! Bellissima l'idea. Bellissima l'idea. Qui ha fatto bene a tentare il tiro perché c'erano 3 uomini davanti. La Mollica non ha visto partire questo disco, infatti non era posizionata benissimo tra i pali. Ottima idea di Marini che secondo me deve continuare con campo per ora. Vabbè, no, ma sì. Sì. Però vabbè. Dicevo che deve continuare con questi tiri perché è dotato di un ottimo tiro e questi non li vede partire il portiere. Sono difficili. Intercettato da Mecconi, 2 contro 1, tiro alto. Fuori. Occasione un po' mangiata da parte di Ruggero. Recupera bene Ceccotti. Uomo di sicurezza, giocatore a parer mio notevolmente sottovalutato, che anche quest'anno per la prima volta in nazionale ha dimostrato il suo valore. Ultimo uomo, giocatore molto intelligente. Forse potrebbe migliorare qualcosa nella parte offensiva, ma nessuno è perfetto ovviamente. Bel passaggio di Mecconi. Ottimo block di Mara. Recupera Marini. Tenta di andare in avanti, potrebbe meglio giocarla dietro. Hanno bisogno di un cambio. Sono dentro da 2 minuti. Coach Rigoni chiama il cambio per i suoi. Riparte Rossetto per Oro. Tiro. Bella parata ancora di Mollica. Il disco rimane in campo. Recupera Civitavecchia con Cesarini che va in avanti. Cambia lato, recupera bene Oro. Ma Taglioni è molto attento. Passaggio rischiosissimo di nuovo in possesso, ma Rossetto con un bel poke check recupera il puck. Cambio completo delle linee. Adesso rientra la linea di Under 16 di Asiago, che ricordiamo settimana scorsa si è proclamata vincitore del campionato Under 16. Davvero una bella linea. Ragazzi che rappresentano il futuro della società di Asiago. E diciamo che hanno futuro nelle buone mani. Time out chiamato da Asiago mi sembra. Da Asiago. Non eravamo attenti ragazzi. Sicuro qualcosa da dire ai suoi, magari di gestire meglio il pack. Che c'è da dire, stanno giocando molto bene questi primi... Sì, prospetta un'ottima partita perché finalmente le squadre hanno smesso di giocare a scatola. Sarà un po' di parte. A me non piace giocare. La scatola è da contro abolire nelle giovanili. Anche secondo me, sono completamente d'accordo. Facciamoli pattinare questi ragazzi, facciamoli lottare, facciamoli correre. Perché poi dopo andiamo in Europa e siamo piantati per terra e pigliamo le sberle da tutte le altre squadre. Sono passati intanto i primi
10 minuti di gara. Mi sta chiamando Nova Bomber. Risponderò al telefono, scusatemi ragazzi. Ok, siamo ripartiti. Scusate, ho dovuto rispondere al telefono, chiamata molto importante. Non è vero, mi stava chiamando Novara Nicola. Non era una chiamata importante. Mi stava facendo i complimenti per questa mia prima telecronaca, prima esperienza nella narrazione di questa partita, delle partite in generale, perché è la prima telecronaca che faccio, infatti scusatemi se... Vabbè. Tiro di Mecconi, bloccato bene da Oro. Recupera Bernardo. Per gli amici Bebo. Civitavecchia che molto bene gli sta bloccando i tiri. È una Asiago che gestisce di più rispetto al... Sì, fino adesso sì. Oro, Mollica presente. Dicevo che Asiago sta giocando molto bene difensivamente, limitando il dribbling di Ruggero e il tiro di Bernardo, che sono le caratteristiche che contraddistinguono questi giocatori anche a livello nazionale. Comunque si prospettano come due dei migliori giocatori in questo campionato. E adesso ricominciamo con il face-off. Dietro per Asiago. Taglioni in gara di velocità con Oro, recupera bene Asiago, assorbe una carica Oro e recupera il pacco. Molto bene, ci piace questo sacrificio da parte dei giocatori. Gloder dietro per Oro, che tenta il tiro da lontano, buona idea. Rosso a rimbalzo. Recupera Mollica. Piccola diatriba. Eh? Piccola diatriba davanti alla porta. Piccola diatriba davanti alla porta tra Civitavecchia e Asiago? Sì. Ah, non avevo visto. Spinta del giocatore di Asiago. Ci piace così. Ci piace un po' di fisico, di un po' di cattiveria, ovviamente sportiva. Si vede che entrambe le squadre ci tengono. Si vede l'agonismo. Ci piace un sacco vedere l'agonismo, sì. Diciamo che non c'è, per voi da casa magari che non lo sapete, non c'è proprio, c'è molta rivalità tra queste due squadre, vista anche la finale dell'anno scorso, quindi di sicuro ci aspetteremo tanta grinta da entrambe le parti. Intanto Civitavecchia che recupera, lo mette giù il giocatore del Civitavecchia, non ho capito perché. Gagliotto forse voleva respirare, dare il possesso ad Asiago per cercare di respirare. Poteva magari tornare indietro e rifugiarsi dietro la gabbia, ma vabbè. Riparte Marini di gran carriera. Ancora bloccato da Mecconi. Come ho detto, secondo me dovrebbe provare a tirare, perché da lì il portiere non lo vede partire. Forse ti hanno ascoltato. Chi? Ti hanno ascoltato. Dovrebbero tirare. Secondo me qualcuno da casa gli ha detto. Può darsi, telefonata. Asiago che si dimostra pericoloso al face-off. Ancora una volta Asiago recupera il disco grazie all'ingaggio. Penso che abbia vinto tipo il 98% degli ingaggi fino adesso. Attenzione, Marini in mezzo, sbaglia il passaggio, può ripartire Ruggero. Mamma mia, dribbling. Grande occasione. Che giocatore, ragazzi. Sì. Incredibile. Al primo tempo arriva. Occasione incredibile. Bellissimo. Noi lo riscopriamo di sicuro ora che Ruggero è dotato di un ottimo dribbling e si sa dimostrare pericoloso in ogni situazione. Da un 2 contro 1, 1 contro 2 può arrivare in porta da solo. E ricordiamo anche come l'anno scorso abbia fatto gol sia in semifinale, il gol della vittoria sia in semifinale che in finale. Un giocatore molto decisivo. E riparte ancora lui. Qua forse tenta un dribbling di troppo, recupera Asiago. Bravo qua Rossi a prendere il disco, a andare dietro la gabbia per gestire meglio il pack. E quindi Asiago decide di mettere calma a questa partita che fino adesso si sta dimostrando di un ritmo molto notevole. Marini qua parte bene in dribbling, chiuso da Ceccotti. Ceccotti che, attenzione, mi immaginavo un passaggio in più. Sì, per smarcare di più. Contro uno, ma Ceccotti di sicuro
non è uno nato ieri, ottimo difensore come ho già detto. Anche il portiere è piazzata molto bene. Anche Mollica sta facendo una grande partita. Mollica che quando c'è da parare para, e questo poco da dire. Penso sia l'unica ragazza che in Under 18 sta giocando da titolare, eppure si è dimostrata e si dimostra uno dei migliori portieri del campionato. Qua Oro gestisce bene il disco. Anche Oro, giocatore da tenere d'occhio in queste finali. Slap da centrocampo, recupera Rosso. Qua Meconi si distende sul pack, riprende Ceccotti, gestisce bene il disco, va ad attaccare, tenta il tiro, bloccato da Gloder. Adesso recupera Civitavecchia, sempre con Ceccotti. Piccola blasfemia da parte di Ceccotti, ci sta. Anche Ormai siamo abituati. Sì, per far calare la pressione, diciamo, sappiamo che è uno dei migliori modi, al posto magari di sfracellare il crociato di un avversario. Ci sono metodi per sfogarsi, signori. Un Asiago in box è difficile vederlo. È difficile. Sì, stanno usando la pressione 1-1-2 per cercare di essere un po' più aggressivi. Hanno cambiato il loro schema difensivo. Solo che di solito l'1-1-2 viene usato per riuscire a prendere subito il disco Sì, infatti all'uscita, ma è un po' diverso. Attendono un po' di più, sono un po' meno aggressivi. Mamma mia, qua Ruggero Meconi, un altro dribbling molto bello ancora. Cerca in mezzo a tre, forse esagera un po'. Come ho già detto, questo giocatore è in grado di cambiare la situazione in un men che non si dica. In un secondo sembrava che stesse attaccando in 1 contro 2, il secondo dopo era in porta da solo. Possibile? Attenzione, riparte Civitavecchia, 2 contro 1, Taglioni non vede il suo compagno, il treno, per gli amici il treno. Sto parlando di Cesarini, scusatemi. E purtroppo non riesce a sfruttare questa occasione di 2 contro 1. Salmaso che fino adesso non ha ricevuto troppi tiri, perché nonostante molte occasioni di Civitavecchia, pochi dischi sono riusciti a inquadrare la porta. Molti dischi fuori da parte di Civitavecchia. Non abbiamo neanche segnato i tiri, quindi non... Perfetto. Al top, sempre al top, signori. Non sappiamo neanche quanti tiri hanno subito in questo momento. No, però penso che siamo lì. Saremo sulla quindicina, sì, Asiago che di sicuro va a una conclusione più da distante o magari con un'azione corale, mentre invece Civitavecchia si basa più a parer mio sul talento dei propri giocatori, che riescono con una giocata individuale ad arrivare in porta con anche discreta facilità. Riparte adesso Ceccotti per Bernardo Meconi che gestisce bene il disco, dietro porta ora Meconi, cerca la conclusione, non c'è spazio. In dribbling, attenzione, gestisce ancora lui il disco, si chiude bene Civitavecchia ed è costretto a giocarlo dietro per Ceccotti. Adesso per Bernardo probabilmente che offensivamente si rivela il giocatore più capace magari di questo campionato. Di nuovo non lo scopriamo adesso perché da quando abbiamo 5 anni che fa 50 gol a partita, e lo so per esperienza perché ci ho perso fin troppe finali. Attenzione Bernardo, qua si infila in mezzo a 3 persone. Asiago però non si grande occasione. Asiago non si fa prendere alla sprovvista. Un giocatore riesce a scartarlo, 2 anche, il terzo è difficile, anche perché comunque in Under 18 non c'è gente che sa giocare, lo sappiamo. Bel passaggio di Marini. Qua tenta il rim, Rossetto. Esce bene Marini, cerca il tiro. Deviato dalle difese di Civitavecchia. È proprio questo che deve fare Marini, cercare più tiri, perché è dotato di un ottimo tiro anche lui. Un giocatore molto capace offensivamente. Era ora, dopo tutti i passaggi a vuoto davanti porta. Sì. Ormai sappiamo bene entrambi che l'Asiago cerca sempre quel passaggio davanti porta. Sempre. Sì, giustamente anche. È uno dei più rischiosi, è vero. Sì. Giusto. Sì. Ceccotti ancora gestisce molto bene il disco con 18.000 finte diverse. Riesce ancora a tenere il disco dietro per Meconi, il dribbling, tiro.
recuperato bloccato da Asiago, che difensivamente sta facendo molto bene nonostante le ottime capacità offensive di Civitavecchia. Partita che fino adesso si rivela molto sportiva, diciamo, non abbiamo visto un fallo da entrambe le parti fino adesso, quindi bene così. Ci piace anche il 4 contro 4, magari più avanti ci piacerebbe vedere un power play da parte di una delle due squadre. E qua Lazzari va giù, giustamente il giocatore non fischia, l'arbitro non fischia. Asiago riesce a mantenere il possesso. Oro gestisce il disco, cerca il tiro, murato bene da Meconi, ancora Oro, attenzione 2 contro 1, invece no. Oro fa un ottimo back check e recupera, perde il disco Lazzari, Scotti in 2 contro 1, murato un'altra volta, bene questo disco. Pochi falli rispetto alla partita Pochi falli. precedente. Valeo Lazzari un po' arrabbiato magari per il disco perso. Questa linea di under 16 che è molto molto pericolosa. Sono comunque giocatori dotati di un'ottima grinta, anche furbi, che ci sta. Per vincere i campionati serve la furbizia. L'età non è tutto e tu sei l'esempio. Esatto. Giocando in Serie A all'età di 17. 17, vabbè sì dai. Attenzione, Cesarini cicca il disco, si trasforma in una finta. Si dimostra pericoloso adesso Oro, non inquadra la porta. Recupera Gloder. Ottimo il dribbling di Gloder, ancora messo giù da Meconi. E adesso vedremo il primo 5 contro 4 della partita. C'è Asiago che è riuscito anche a mantenere il possesso del pack. E adesso potrà gestire un 5 contro 4 per riuscire a respirare, far stancare Civitavecchia e poi giocarsi un power play. E magari vedremo anche come si sbloccherà la partita. In campo Marini, Lazzari, Rossi, Rossetto e Oro. Vediamo una formazione a 5 particolare, non si vede spesso. Sì, Tendono col quinto giocatore in mezzo alla scatola, forse. Sì. O due davanti porta, non capisco. Esatto, 2 davanti porta non è comune. No, 2 davanti porta non è comune. Adesso arriva il tiro fuori. Forse Oro poteva gestire fino ai 2 minuti e poi giocarsi fino alla fine del primo tempo un 3 contro 4. È bello vedere l'Asiago, soprattutto anche per gli schemi. Dopo aver visto un 2-1-1 particolare, adesso vediamo anche un 5 contro 4 particolare. Sì, di sicuro. C'è da imparare anche per chi allena. Assolutamente sì. Infatti Asiago ha allenato da coach Rigoni è forte, due che di hockey ne sanno e non poco. Dall'altra parte anche il coach di Civitavecchia, grandissimo coach. E già che ci siamo anche grandissimo telecronista Fabio Forte. Sì. Di sicuro proveremo a trarre ispirazione da Esatto. uno dei telecronisti più leggendari. Tiro centrale al volo, bene qua Rossi, meglio Mollica. Qua coach Martina di Civitavecchia ha deciso di mettere in penalty Bernardo Meconi, Ceccotti e il numero 14, scusatemi non so chi sia per adesso, dopo lo scoprirò, al posto di Ruggero Meconi, che stranamente non si trova in campo essendo uno dei migliori giocatori difensivi, forse perché vogliono farlo recuperare, poiché dentro dall'inizio della partita avrà fatto al massimo 2 cambi. Qua gestisce Asiago, tiro al volo di Marini. Tutti Marini dotato di ottimo tiro, anche Rossi. Bravo tiratore. Oro a gestire il disco come regista. Rossetto davanti porta. Il re dei tap-in. Disco in testa Mollica. L'arbitro giustamente fischia. Ti devo rivelare che Gabriele Rossetto forse non sarà un grandissimo tiratore, ma davanti porta lo piazza dentro. Giocatore veramente molto cinico. Ho avuto la fortuna di giocarci più volte sia alla Sparta Cup e penso che abbia fatto una cosa come 8 gol da davanti porta. Anche questa è una grande qualità. E anche durante il mondiale di Roccaraso
autore della rete ai quarti di finale contro la Namibia, che ci ha permesso di andare in semifinale contro la Slovacchia. Un giocatore molto cinico che davanti porta penso sia uno dei migliori con cui io abbia mai giocato. Adesso Salmaso fa asciugare la sua porta. Salmaso che adesso per ora non è stato chiamato in causa molte volte, ma quando c'è stato da parare ha parato. Time out chiamato da? Chiamato da? Non lo so. Non lo sapremo mai. Forse da Asiago, che vuole cercare di sfruttare questo power play per ottenere la rete prima del fine del primo tempo. A proposito dei power play penalty, abbiamo visto un penalty dove il Civitavecchia ha coperto tanto bene il centro, sì, impedendo i passaggi più pericolosi. Sì. Secondo me Asiago, adesso c'è da vedere quello che ha detto coach Rigoni, però secondo me tenterà di andare al gol col tiro al volo dei giocatori posizionati alle estremità laterali del rombo, poiché Asiago fino adesso sta giocando a rombo, non sta utilizzando la scatola, e invece adesso si sono messe scatola, signori. Attenzione, bella idea di Rossi, non è riuscito ad andare alla conclusione. Oro giù per Rossi. Ok, è cambiato completamente la struttura del power play di Asiago. Tenta Marini il tiro da fuori, ma come si è visto nel quadrato si cerca il passaggio in diagonale. Sì, o il tiro da sopra. Penso che questa sia ovviamente stata un'idea di Rigoni, che abbia detto ai suoi: cerchiamo di andare a scatola, proviamo a cambiare le cose, siccome il power play prima non si è rivelato molto prolifico. Adesso ancora Asiago gestisce bene il disco. Bel tiro di Oro, bellissima la parata di Mollica. Questa non era assolutamente semplice, tiro mezza altezza così. Molto bene Mollica. Da tenere d'occhio il giocatore avanti porta che si può spostare di lato. Sì, ma blocca ancora una volta Mollica. E siamo di nuovo in 4 contro 4 a 46 secondi dalla fine del primo tempo. Spesso a scatola i due giocatori avanti possono stare molto a lato rispetto al portiere, molto vicino, e riuscire a insaccarla con un semplice passaggio. Esatto. Disco giocato giù di solito. Il giocatore senza il disco cerca di allargarsi per il tiro sul secondo palo a porta vuota. Tipo di power play utilizzato molto da Asiago Serie A, che a parer mio lo fa alla perfezione. Disco giocato sugli uomini bassi, poi tiro a porta vuota e gol. Anche perché tiro qua di Marini pericoloso. Mancano 20 secondi, può ripartire il Civitavecchia con Taglioni, chiuso bene da Marini, chiusa bene il fisico, adesso riparte. Adesso cercherà l'ultima azione, Civitavecchia, parte bene Ceccotti in velocità. Dovrà attirare subito. Dribbling di troppo qua. Di nuovo recupera Ceccotti. Signori, Ceccotti, non avete idea di che lavoro sta facendo. Penso che abbia recuperato una cosa come 30 dischi fino adesso per mantenere il possesso, per far mantenere il possesso alla sua squadra. E si vede, il giocatore Ceccotti è bello stremato, anche perché sarà la 30esima discesa e backcheck che fa. Mancano 2 secondi. Tenta il tiro qua Ruggero dal face off. E ci sentiremo tra 10 minuti. Partita sul 0-0, molto equilibrata, molto bella, ha un ritmo molto alto. Ci piacciono vedere queste partite. E vado a mangiarmi la pasta e torno. Bene. Sembra giusto.
Eccoci pronti all'inizio del secondo tempo. Disco per Civitavecchia. Prende il possesso con calma dietro porta. Esce. Intercettato l'Asiago. Ma riprende Civitavecchia col numero 22. Va al tiro. Asiago riprende il gioco. 62. Ritorna al Civitavecchia il numero 22. 22 per 33. 33 combatte per il disco. Asiago lo recupera col numero 47. Vuole la fascia. Cerca di scartare, vuole il tiro ma va fuori. Ce l'ha ancora Asiago. Ripreso da Civitavecchia. Una lotta continua. 33. Ora un attimo di respiro. 86 per 22, 33. Attenzione, l'Asiago riprende con un passaggio. 47 vuole la fascia. Abbiamo visto un bellissimo chip seguito poi da un tiro. Attenzione. Riprendono di nuovo il controllo di Civitavecchia dietro porta. Uscita. Molto lenta, si riprende, si rifà. Controllo della partita. E finalmente torna il nostro collaboratore. Sono tornato. Ho perso purtroppo i primi 2 minuti di gara, ma non importa. Ho cercato di intrattenerli al meglio. Per Spero. fortuna sei tornato. Spero tu ci sia riuscito. Parte Oro. Da solo. Testa un po' bassa. Non so come io non riuscirei mai a giocare con metà griglia di un colore e metà dell'altra, ma... In No. effetti ci ho pensato prima, una griglia diversa rispetto a settimana scorsa. Sì, se l'ha pitturata di arancione. Dopo la vittoria probabilmente. Scusatemi. Ma ho mangiato 200 grammi di pasta in tipo 20 secondi. Penso che adesso svengo per terra. Speriamo di no. Anche perché è un'altra partita, credo. Esatto. Quindi Ok, parlando di cose serie, adesso riparte Asiago con Lazzari. Ancora Lazzari in possesso del disco, invece no. Cesarini recupera. Gloder dietro per Oro, che gestisce il disco. Sta succedendo un po' il panico. Oro riparte da solo, bella finta, conclusione. Parata da Mollica, grande azione di Oro. Sembrava un po' Cimac, ma purtroppo non è riuscito ad andare al gol. E niente. Animi che si stanno un po' scaldando, come è normale che sia. ora vedremo un 5 contro 4 al contrario. Esatto. Adesso vedremo come gestirà il 5 contro 4 Civitavecchia. Anche loro stessa formazione. Davanti a me ho Pedro, per gli amici Pedro. Si sta parlando di Ruggero Meconi. Vedremo come gestirà il power play. Civitavecchia recupera qua Asiago, no? Attenzione! Civitavecchia ancora in possesso del disco. Forte che sta coordinando i 6 giocatori a livello difensivo per mantenere la scatola durante la difesa contro questo 5 contro 4. Ruggero, Bernardo, tiro di Ruggero dalla distanza, blocca bene Salmaso e adesso ci vedremo un power play di Civitavecchia Partenza di Salmaso che secondo me Civitavecchia ha un power play prolifico poiché è dotato di grandi passatori come Meconi e Ceccotti, grandi tiratori come Bernardo Meconi e anche Taglioni. Secondo me un altro giocatore da tenere d'occhio che è migliorato tantissimo in questi ultimi anni, soprattutto in quest'ultimo anno.
dimostrandosi uno dei punti di forza del Civitavecchia. E adesso ingaggio. In difesa abbiamo Rossetto, Marini e Rossi. Ingaggio vinto da Civitavecchia. Si posizionano a rombo. Ovviamente cercheranno il tiro da parte di Bernardo Mecconi o il tap-in. Bellissimo. Bellissima azione qua, come ho detto. Ruggero, grande passatore. No look per suo fratello. Attenzione, cercano un incrocio Civitavecchia o lo schema. Bernardo, Ruggero giù per Ceccotti. Di nuovo su per Ruggero. Ottima gestione del power play qua di Civitavecchia. Tiro al volo di Ruggero Mecconi. Anche questo era un bel tiro a mezza altezza, 10 cm più su e probabilmente era gol. Attenzione qua, Marini finalmente si è accorto dell'uomo dietro di sé, anche prima ha rischiato di prendere gol. Un minuto. Un minuto è scaduto. Mamma mia, bellissimo il tiro di Bernardo, ancora più bella la parata di Salmaso. Power play molto bello qua fino adesso di Civitavecchia, anche se non ha ancora trovato la rete. Sta muovendo molto bene il disco. Vedremo se riuscirà. Finalmente possiamo vedere la bravura di un portiere dell'Asiago, che spesso viene trascurato dalla bravura dei difensori asiaghesi. Sono d'accordo. Ancora Ceccotti, soprattutto in categoria inferiore. Probabilmente cercheranno l'incrocio. Mamma mia, come non detto. Terza volta qua, molto male la difesa di Asiago. Era la terza volta che provavano quel passaggio. È passato la prima volta, non è passata la seconda, la terza è passato. Qua un po' male la difesa di Asiago, che non è riuscita a intercettare questo disco. Gol di Taglioni. Signori, io l'avevo detto che era da tenere d'occhio questo giocatore. Ascoltate le parole del buon Sesana. E finalmente abbiamo anche i tiri in porta. 19 tiri subiti. Hanno messo i tiri in porta. E l'Asiago 7. Asiago subiti? Sì, Asiago che probabilmente è riuscito a fare più tiri in porta fino adesso, perché comunque cercano anche una conclusione da lontano. Queste sono informazioni che a casa non riescono a vedere. No? Adesso. No, forse no, non ne riescono a vedere. Hai ragione. Ci siamo noi per dirvele, per fortuna. Ok, Mecconi gestisce il disco. Scusate, sono curioso di sapere quanti spettatori ha questa live. 19. Però ci sta. Buongiorno a voi. Buongiorno a tutte le 20 persone che ci stanno guardando. Un saluto a Nova Bomber, un saluto a Quartuccio Riccardo, che spero stiano guardando questa partita, e buona fortuna alla partita che giocheremo dopo. Mi dispiace. E qua fallo. Lazzari è un po' un polletto qua, Lazzari, perché ha alterato il disco. Niente. Qua fallo. Ho paura di avercelo di fianco per quello che sta per dire, ma è il secondo. Bisogna stare attenti. Sì. Qua un po' di blasfemie da parte di Lazzari. E purtroppo ha preso il primo fallo, poi un po' di rabbia, ha scagliato via il disco. L'arbitro sfortunatamente se ne è accorto e probabilmente gli ha dato una doppia penalità, ma non sono sicuro. Doppia penalità, e invece no, ho detto una cavolata. Vabbè. E quindi vedremo un altro power play da parte di Civitavecchia. Fino adesso 100% il power play di Civitavecchia. Attenzione qua, Mecconi Ruggero recupera un attimo disco. Ceccotti. Attenzione al tiro al volo per Bernardo e il tap-in di Ceccotti. Tiro al volo di Bernardo Mecconi. Una sassata. Attenzione, qua secondo me Bernardo riuscirà in questo power play. Secondo me vedremo un gol di Mecconi. Un gol di Mecconi Bernardo. Bisogna stare molto attenti. Abbiamo visto l'esecuzione perfetta manuale di un power play a scatola. Esattamente. A parer mio i giocatori di Asiago devono stare molto attenti al numero 33 di Civitavecchia, perché il suo tiro è micidiale. Ormai a questi livelli siamo alle finali nazionali
ormai credo che quasi tutti i giocatori in campo possano rischiare di buttarla dentro. Sì, sono d'accordo. Tranne Cesana e i Fox Legnaro che oggi contro il Bonporto non riuscivano a fare gol neanche a porta vuota. Vabbè, l'importante era portarsela a casa. Grande partita comunque di Bonporto per il mio. Abbiamo giocato all'inizio stagione, devo dire che sono migliorati tantissimo da circa novembre 2024. Molto bene. Siamo molto contenti che le varie squadre migliorino, che l'Italia, comunque il livello italiano dell'hockey si alzi. Molto alzato. Il livello si è molto alzato, l'ho visto anch'io sulla mia pelle quando ero ragazzino. Sì, tu Dalbez che comunque sei un po' più avanti con gli anni rispetto a me, puoi vedere come sono cambiate Non le cose. di tantissimo, sono giovane anch'io, ma Vabbè, sì, le cose dico, le ho notate. Tu Sì. sei del 2000 2000, preciso. vabbè, abbiamo 7 anni di differenza più o meno. Qua Ho visto Eh. Serie A diverse. cosa dici? Meglio Serie A dei tuoi anni o quella di adesso? Direi adesso, ma ai miei anni c'erano, quando io avevo 14 anni, c'erano giocatori di hockey ghiaccio che giocavano in Serie A e passavano in Serie A hockey line, quindi si parla comunque di giocatori tanto forti Sì. e direi comparabili ai giocatori che ci sono adesso. Ovviamente uno stile completamente diverso, Sì, come piace a noi. sì. Sta cambiando molto negli anni perché comunque l'hockey inline in Italia è nato dagli ex giocatori di ghiaccio e quindi ha sempre, soprattutto nei primi anni del 2000, ha sempre assunto una forma molto più vicina a quello che è l'hockey ghiaccio. Invece adesso Assolutamente. più vicina all'hockey inline, quindi un gioco fatto di possesso e di pazienza. Sport giovane, notiamo anche tanti allenatori giovani come il presente Sì. o il vostro Esatto. allenatore, il tuo allenatore, Esatto. che ha solo 2 anni in più di me. Sì, un saluto a Matteo Carroni. E invece comunque Asiago è riuscito a non subire un secondo gol in questo penalty. Molto bene, la partita si mantiene accesa. Bernardo Mecconi col tiro, parata col pomolo da parte di Marco Salmaso. Non ho capito perché la panchina di Asiago si stia agitando. Una steccata sulla mano, Ah, netta, non l'ho vista, scusate. netta steccata e purtroppo Wash. si è visto anche il dolore del giocatore che ha piegato la mano. Sì, steccata di Bernardo Mecconi, numero 33. Sì, Purtroppo, se non erro, sì. purtroppo Bernardo, per quanto sia forte, a volte si lascia prendere un po' da troppi falli. Una pecca comunque di questo giocatore che secondo me, eliminato quel difetto, sarebbe un giocatore veramente molto 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 forte. Non che lo sia già, tecnicamente lo è. E parte adesso il fratello in 1 contro 0, ma... E grande gol! Wesh! Pazzesco! Wesh! Ne ha superati 3 se non sbaglio. Sì. Qua mentre stavo parlando del fratello Ruggero, gol clamoroso. Gol così non si vedono spesso a questi livelli. Sì, sono d'accordo. Si è mangiato 3 difensori dell'Asiago, ha messo giù Salmaso e a porta vuota non sbaglia. Questo è uno di quei gol che noi coach diciamo che succede raramente, sconsigliamo di farlo, ma Quando c'è, a volte quando c'è la il qualità presente. individuale si fa vedere. E quindi il raddoppio adesso di Civitavecchia, vedremo come gestirà la partita Asiago. Non deve farsi prendere dal panico. Di sicuro coach Rigoni e Forte si faranno sentire e guideranno al meglio la loro squadra. Fotografo che mi fa notare il gol è arrivato a fil di palo, che era quasi un palo. Sì? Fotografia quasi perfetta. Molto bene, sarà contento Ruggero. Avrà portato a casa il contenuto per Instagram. Dopo vedremo se pubblicherà la foto. Siamo tutti dei grandi fan. Adesso adesso Civitavecchia che di sicuro porterà un gioco molto più calmo, con molto più possesso, cercherà di rischiare il meno possibile, anche se comunque sappiamo che nell'hockey inline un vantaggio di 2-0 non è nulla, si può recuperare anche in un minuto, però è Asiago che deve fare gol, è Asiago che deve recuperare il disco e Civitavecchia lo sa.
cercherà di adattare infatti il suo stile di gioco È alla sembrata situazione in cui si quasi trovano. una carica da rugby questa. Su... Siamo finiti in una mischia da rugby all'improvviso. Sì, qua Asiago deve stare attento a non farsi prendere dalla rabbia, cercando di recuperare il disco, di non fare falli stupidi. Altrimenti le cose potrebbero davvero complicarsi per la squadra dell'altopiano. Tuttavia mancano ancora 9 minuti alla fine della partita, un'infinità. Tiro di Rossi. Torna con noi alla telecronaca Gabriele Marchetti. Attenzione. No, si è sentito. Tu non l'hai sentito me perché c'è le camere Sì, un pollo. Adesso I'm back, Non ragazzi. va bene, non va bene. Non va bene, ragazzi. Ma si sente tutto, perché si sente se uno tipo, cioè se sei dal tuo microfono probabilmente si sente anche nel mio. Vabbè. Attenzione, Rossetto gestisce il disco, testa alta. Il numero 47 tenta il tiro dalla distanza, rimbalza davanti alla porta, spazza via Ruggero Mecconi. Hai visto il gol? Sì, ho visto quello del 2-0, molto bello. Ho visto invece solo l'esultanza praticamente di Taglioni, se non sbaglio, nel primo gol. Un power play, deviazione sotto porta, giusto? Ah sì, sì. Dico Gabri, penalty. Penalty a parer mio un po' da correggere da parte di Asiago, perché hanno tentato lo stesso esatto passaggio per Taglioni da parte di Ruggero a tagliare per 3 volte. Sì, infatti La prima hanno rischiato, la seconda l'hanno preso, la terza hanno preso gol. ho notato che Civitavecchia ha uno schema per il power play in cui si scambiano questi due uomini. Comunque ragazzi, c'è una vite là, non vorrei dire, ma secondo me qualcuno perde il pattino. Vabbè. Attenzione qua al fallo. Forse poteva fischiare l'arbitro. Arbitri che fanno giocare parecchio questo Sì, frangente di gara. ci comunque. piace, ci piace così. Qua ho visto un attimo una steccata sulle mani di mi pare Marini da parte di Ruggero, ma apparentemente gli arbitri non se ne sono accorti. Attenzione, riparte Ruggero in dribbling, tiro, mamma mia, che cosa ho visto, che giocatore. Asiago si dimentica il disco, ragazzi, E e qua, approfitta il gol. Bernardo per il 3-0. Ragazzi, come ho già detto, la vite. Non frega tanto all'arbitro della vite. Come ho già detto già all'inizio di gara, Gabri, a parer mio il Civitavecchia si basa moltissimo I su due fratelli. le qualità individuali, sì, di Mecconi, dei fratelli di Mecconi e di Ceccotti, soprattutto offensivamente quelle più di Mecconi, difensivamente più di Ceccotti. E qua è il secondo gol che nasce da una giocata individuale. Noi siamo per l'hockey di squadra, però quando si ha le qualità secondo me bisogna sfruttarle. Di sicuro Civitavecchia è una squadra che è piena di qualità. Possiamo comunque dire che nonostante Asiago sia comunque più in attacco rispetto a Civitavecchia, i contropiedi sono fatali per la squadra, per le vipere. Eccolo Ceccotti. Mi è appena arrivato, ho appena letto il messaggio da parte di Daniele Carron. Un saluto a Daniele Carron, magari anche a Ciuffo se ci sta guardando, a tutta la squadra di... Il gol di Rosso! Gol di Rosso. Partita riaperta, si può dire, Sì. perché mancano 7 minuti abbondanti di partita. Sì, qua un po' di fortuna da parte di Asiago, ma Ci vuole. La fortuna aiuta gli audaci. Comunque, come dicono a Ghiaccio, se porti il puck davanti alla porta, continui a tirare e vai avanti, prima o poi qualcosa di buono succede. Ne approfitto della pausa comunque per andare avanti a salutare i miei compagni di Serie A di quest'anno, i compagni miei di Gabriele Marchetti. Un saluto a Daniele Carron, che al posto di studiare per l'università sta guardando questa partita di Under 18. Non importa Daniele, ti vogliamo bene lo stesso. Sì. Qui nelle rispettive rose tra
Civitavecchia e Asiago non ci sono giocatori comunque che quest'anno hanno militato in Serie A, solamente Oro fino adesso è stato convocato qualche partita e ha disputato contro, purtroppo Fox Legnano ha disputato un'ottima partita, infatti è riuscito ad andare al gol grazie all'assist di Dal Sasso, una delle promesse di Asiago, in quanto invece a Civitavecchia sta disputando il campionato di Serie B per cercare di accedere alla Serie A. Quest'anno sono tra i favoriti. Sì, sono favoriti, è entrare. arrivato anche a far parte della loro rosa Nicolò Esposito, una leggenda dell'hockey giovanile, ragazzo di Torino che però Che ha battuto più volte. gioca più a ghiaccio ormai. Non mi ricordo come si chiama la squadra, ma c'hanno l'orsetto come simbolo, Gabri. C'hanno un orso, gli Aribo della Spartacap. No, un orso bianco. E invece no, Daniele Carron sta studiando. Ecco, Inaspettato. Inaspettato, secondo me si tiene uno screen nel telefono per quando lo accusano di non studiare, lui te lo piazza lì. Ci sono quelli che studiano con la musica, lui studia con Studia la con telecronaca. Vabbè, speriamo che passerai l'esame, Daniele, se ci stai ascoltando. Allora, mancano 5 minuti alla fine di questa gara. Partita di girone B, girone in cui sono presenti Asiago, Civitavecchia e Empoli. Il girone A. Mi correggo, sembra. girone A. Qua Asiago. Qua tiro pericoloso dalla distanza, Sì. che sono comunque tiri sempre, si può dire, insidiosi, perché il portiere non li vede arrivare. Esattamente quello che esattamente. Qua Asiago non deve assolutamente mollare. Mancano 5 minuti e sotto di 2 gol. È assolutamente possibile recuperare questa partita. Quindi vedremo come affronterà anche dal punto di vista mentale questa squadra l'inferiorità di gol. Recupera bene il disco Grigiante. Dietro per Mara. 2 gol comunque nell'hockey sono pochissimi. Esattamente, sono d'accordo. Infatti Asiago non deve assolutamente mollare adesso. Mara che porta sul disco per Rossi. Tiro dalla Ottimo distanza di block Rossi, bloccato da Mecconi. Adesso utilizza il fisico Ruggero, protegge il pack e si stende sul disco. Non capisco cosa sta succedendo, si scaldano un po' gli animi. All'occhio. Tu hai capito cosa è successo? Sì, allora in pratica Anche a te sti cosi tirano sì, mi addosso? danno un fastidio che Allora, infatti non sono la sempre porto in stato. braccio. E Ok. vabbè, in pratica c'era Ruggero che stava, diciamo, furbamente proteggendo il disco col corpo da per terra e sono arrivate gli è partito l'embolo. Beh, come è normale che sia, secondo me, una volta che ti metti a bloccare il disco per perdere tempo, ti che devi ti anche arrivino, aspettare che ti arrivino esatto, è botte su abbastanza botte. ovvio. Vabbè, fa parte di questo sport, il sacrificio è necessario se si vuole vincere le partite. Intanto time out di non ho capito chi. È il quarto, forse è il terzo time out. Il terzo questo è il time terzo out. time out. Chiamato probabilmente da coach Rigoni per sì, cercare di gestire probabilmente. questi ultimi minuti di gara, per cercare di recuperare. E adesso bevo. Io e te, allora stasera poi dopo questa partita ci saranno altre 2 gare di Under 14 e stasera invece alle 8 ci sarà HC Milano contro Fox Legnaro. E subito dopo la seconda Se Novara partita. mi stai ascoltando, preparati, Attenzione, perché qua non scherziamo, all'occhio. non scherziamo, stai all'occhio. E subito dopo questa partita, la partita tra Fox e Milano, ci sarà Asiago contro Empoli. Asiago contro Empoli. Ci sarà una partita molto interessante Che perché se Asiago vuole riuscire a passare il turno deve per forza vincere contro Empoli in caso di perdita di questa partita. E quindi Che però vedremo, è anche ancora lì da vedremo giocare. delle cose non scontate. Empoli che anche lei come Bonporto è una squadra molto cresciuta in quest'anno. Sia dal punto di vista collettivo ma anche dal punto di vista individuale. Vediamo per esempio Bastianoni, un giovane molto Poi, bravo. parte di gran carriera.
Ui, Dio mio. Sbaglia- porta vuota così. Qua arriva il fallo. Qua si agita un po' la panchina di Asiago. Qua C'è fallo stato- abbastanza stupido di Rossi, possiamo dire, perché era inutile. Qua si stanno fatti un po' prendere dal E panico. Ruggero, diciamo, provoca subito dopo l'asiaghese urlandogli in faccia, tipo a dire Ci sta. Ci sta. certo, è lo sport. Sappiamo che questi giocatori sono furbi. È giusto così. Fare arrabbiare l'avversario per magari condurlo a un fallo. Per quanto non sia È un proprio gioco, super è un gioco sportivo. tutto di testa alla fine. Esatto. La vinci in testa Adesso la Asiago partita. ha fatto esattamente quello che non doveva fare, ossia prendere fallo, farsi innervosire da parte Scusatemi che c'è Pedro qua che mi osserva. Probabilmente sta guardando il cronometro, ma non è in grado di leggere Fenomeno. non è in grado di leggere l'ora. Gliela Ovviamente- diciamo noi, l'ora ovviamente mancano stiamo 4 scherzando, minuti e ovviamente stiamo 57 scherzando. secondi. Vabbè, comunque dicevamo che Asiago si è fatta un po' prendere da Tu, Ettore, mi sentimenti. stai pestando il robo del microfono da 2 ore e lo sto tirando. Sì, Asiago si è fatto un po' prendere dei sentimenti facendosi condurre al fallo. E qua Civitavecchia che deve solamente gestire, mancano 4 minuti e con un'altra rete sarà molto difficile recuperare. per Ma non è Asiago. neanche necessaria la rete, basta. E boom! Erdogan, il tiro di Bernardo che ricordiamo in quella posizione. Niente. In quella posizione è molto pericoloso, è Sì. da tenere. detto Oro anch'io, intanto, Oro! ehi, madonna mia. Rigore questo. Rigore di Oro, rigore per Oro. E qua si può riaprire la partita. E qua si riprende. E Qua si- le panchine si agitano un attimo, soprattutto quello di e qua Asiago. penso sia rigore. Eh sì, ha fatto così, quindi il rigore ha fatto. No, cioè, non so. Scusi, ref. Ref. Non ci cagano, mi sa, non perché, puoi dire cioè, queste no, parole, esatto. Gabriele. Non ci prestano attenzione. Pardon, ragazzi, scusate. Ma non lo so, ma Fabio, ma è rigore? No, è giusto che fischio. Qua intanto un attimo di confusione per il giocatore che ha commesso lo sgambetto. Comunque, Oro voglio ricordiamo dire che è molto bravo nel tirare i rigori, è Sì. da prestare Oh, attenzione. Aspetta, senti qua. Oro che comunque, secondo me, come punta nel power play si è dimostrato più volte molto pericoloso anche nel penalty, scusatemi, perché è dotato di un'ottima velocità. In caso Cambio di direzione. in caso di gioco a scatola, se recupera il passaggio tra i due uomini alti è già in porta perché è dotato di un'ottima velocità. E qui, infatti, è riuscito a fare quello che ha Ora permesso. silenzio. Parte Oro, controllo. Ah! Non inquadra la Peccato porta Oro. perché aveva spostato bene il portiere. Non inquadra la porta Oro. Purtroppo aveva. In realtà, a parer mio, secondo me la Mollica era messa anche molto bene. Perché una volta che si è spostato era già lì. Forse poteva. Secondo me, fosse stato lui, sarebbe andato giù un po' più velocemente. È dotato di un'ottima velocità. Per il portiere è molto più difficile parare un tiro a un giocatore che si muove velocemente che uno che invece va lentamente. A meno che non sei Ettore Cesana, vai giù, fai 200.000 finte, metti giù il portiere e fai gol. Sì, ma ricordiamo Ma che no, l'ultima e l'unica volta che hai fatto quella traversa grande come una casa. Ah, Sei tornato in panchina e fai cazzo. Eh, Cappero, non mi si è eppure, mai alzato il per disco voi di rovescio. per voi da casa, e poi chiudiamo questa parentesi. Poi ho fatto il rigore della vittoria. Quindi, Ricordiamo. Gabriele Marchetti, stai anche zitto. Vabbè. Ok, Gisco adesso è recuperato da Civitavecchia, che cercherà di gestire il pack e difenderlo. Hanno ancora un power play da fare. Mancano 3 minuti abbondanti. E di nuovo questo passaggio su Taglioni, Asiago. Oro adesso. Ottimo passaggio per Ross che non riesce ad agganciare il disco. Ma Gabri, come ho già detto prima, quel passaggio devono stare molto attenti perché è la quarta volta che lo fanno. E quindi un po' male qua il penalty di Asiago. Chiuso molto bene Oro qua da. Oh, il gol di Rossetto, ragazzi! Ragazzi, io l'ho detto, questo ragazzo, e gli battiamo il pugnetto. Dai, è che mi danno il pugnetto. Questo ragazzo è uno dei giocatori più cinici del campionato. E io l'ho detto prima e lo ribadisco adesso.
Grande che spilorama magari del non Ross. abbia un tiro formidabile, ma di sicuro i suoi gol li fa. Un istinto da gol, un po' come il cugino Alessandro. E comunque Grande partita attaccante. apertissima, perché qua adesso mancano 3 minuti e mezzo da giocare. E sono una E differenza. Asiago secondo me ne ha di più rispetto a Civitavecchia. Sì, perché comunque c'è da tener conto che Ottimo Asiago block. ha un roster un po' più lungo, gioca a 2 linee complete, mentre invece Civitavecchia gioca più o meno a 6-7 giocatori. Qua Ma Oro intanto- tiene bene il disco in angolo, in mezzo per Rossetto che non riesce a recuperarlo e invece no. Sì, Qua- ce l'ha ancora Ross per Rossetto per Oro. Madonna. Mamma mia, bene, molto bene qua Mollica. Qua Recupera 5 secondi. Marini. Mancano 2 minuti abbondanti. Squadre al Squadra al completo. completo, mi stava per arrivare una steccata in faccia. 4-4. Ben 4-4 detto, e Fabio 3 Forte. minuti da giocare. Come detto prima, Gabri, noi cercheremo di. Ci rifacciamo. Ehi a- là, questo era fallo. possibile Questo era un fallo. gran fallo. Eh? Questo era fallo, Sì, signori. Non vorrei sembrare di parte, ma questo era fallo. Urkokan, ottimo. Adesso sta chiudendo Marini, un po' ottima difesa. il casino, tiro di Oro. Murato bene da Il primo ad Ceccotti. arrivare è Ross. Fammi parlare a me, tu mamma mia! Attenzione qua. Taglioni, anticipa male Marini. Si mette giù il disco, tiro. Recupera Asiago con Marini. Che parte di gran carriera. Di gran carriera. Sì, la di mettiamo. Fabio Forte. Sì. Ci rifacciamo a uno dei GOAT delle telecronache, Fabio dell'hockey Forte. line. Adesso riparte Oro, tiro che arriva in testa a Ceccotti, 1 contro 1 di Ruggero, tiro ben parato da Salmaso. In secondo tempo qua Ruggero aveva probabilmente l'opportunità di chiudere, non inquadra però la porta, riparte Marini dietro per Rossi che non mette giù benissimo il disco, Taglioni va a pressare, esce bene Rossi, passaggio sbagliato, passaggio molto male. recupera Ruggero e adesso sarà molto difficile per Asiago andare a recuperare il disco perché Civitavecchia è dotata di ottimi pattinatori, di ottimi dangler, se vogliamo utilizzare un termine inglese, ossia giocatori invece dotati di un subito- ottimo dribbling. E invece Rossetto dall'avanti porta ancora non Porca riesce a trovare il vacca. gol Di Mollica, pochissimo, molto bene qua, pericolosissimo ancora Rossi Asiago. in mezzo, può andare al tiro, Tiro di Marini. Mamma mia. Invece niente, una saracinesca Mollica, recupera Meconi ancora, gestisce il disco per Ceccotti, occasione di 2 contro 2-1. 1, tiro parato Parata di molto bene Marco. da Salmaso. Qua Ceccotti per Bernardo, recupera bene Oro, messo giù, fallo e qua signori la partita si fa veramente interessante. Qua è interessante perché possiamo. Intanto Marini blocca il suo compagno da fare ulteriori danni. E qua ricordiamo che mancano 35 secondi in power play in cui l'Asiago potrebbe togliere il portiere e quindi creare una doppia superiorità numerica. Faranno Non lo so, 35 però secondi, vedremo adesso come gestirà. è rischioso, però avere 2 giocatori di movimento in più è tanta roba. Vedremo adesso quali saranno le indicazioni da parte di coach Rigoni. Che ha chiamato un Però timeout. veramente, comunque Gabri, partita veramente molto bella. Sì, Sono sì. molto contento che le squadre giochino a questo ritmo. Speriamo si mantenga anche per le semifinali e che non ci sia un gioco statico a scatola, magari dove si aspetta tanto dietro la porta. Ci piace vedere questo ritmo molto alto, vedere tante occasioni da ambo le parti. Questo è l'hockey che ci piace. E qui vedremo come se la gestirà da Asiago. È assolutamente necessario per Asiago vincere il face-off. Primo tempo infatti dove Asiago ha vinto gran parte degli ingaggi. Vedremo adesso se nel punto più decisivo della partita riusciranno a vincere il possesso. E molto importante anche perché Civitavecchia è dotato di giocatori che nel penalty gestiscono il disco in maniera egregia, come magari Ceccotti o Ruggero, dotati di un gran pattinaggio, grande dribbling, come Ruggero- penso di aver detto tipo 300 volte questa partita, ma lo ribadisco, è antisportivo. Mi sa che Cos'è Fabio antisportivo? sta protestando sul fatto che
Ruggero dopo il fischio dell'arbitro ha tirato il disco in porta nonostante il gioco fermo. Sì. Disrespect qua. Allora, coach Rigoni ha deciso di togliere subito il portiere. Rischioso subito dall'ingaggio, perché se sono lo d'accordo. perdono e invece lo vincono. Oro si prende un rischio veramente enorme. Prende un rischio che aveva un attimo inciampato. E adesso ci vediamo gli ultimi 20 secondi di gara. Giù per Oro. Recupera Ceccotti. Tiro. Fuori portata, 10 secondi. Attenzione. Rossetto. Tiro dalla distanza. Bloccato bene da Mollica. Mamma mia che partita da parte di Mollica. Questo non era un tiro assolutamente facile da gestire. Magari non era uno dei tiri più forti, ma era mezza altezza. Il portiere era coperto da tipo 27.000 giocatori. Diciamo che Asiago ha avuto abbastanza sfortuna nell'ingaggio, perché dopo averlo vinto c'è stato un attimo qua un po' di sfortuna. Bello. Attenzione Marini. Tiro. Gol! Incredibile! Che partita, ragazzi! A un secondo dalla fine. Adesso voglio il pugnetto anch'io. Lo voglio anch'io. Nessuno mi dà la mano. Rossi ci dà la mano. E invece ci danno la mano. Non vorrei risultare di parte ed esultare così per il gol dell'Asiago. Però è stata veramente una bella partita. Noi tifiamo per il buon hockey. Ricordiamo però Forza Fox. Forza Fox. Quello sì. Però noi tifiamo per l'intrattenimento, per il buon hockey. Non siamo assolutamente di parte da nessuna delle due squadre. Anzi, vogliamo vincere veramente contro tutte e tanta due. roba. Bellissima questa partita. Asiago che nonostante il fallo, nonostante l'essere andato sotto in una prima nonostante essere stato sotto per tutta la gara, non si è fatta prendere dal panico, è riuscito a gestire con intelligenza e cinicità il puck e sono riusciti a trovare il gol in 2 minuti. Come abbiamo detto, in questo sport non sono niente. un vantaggio non è finita finché non è finita, un po' come tutti gli sport. Però dov'è la mia acqua? Bene. No, c'è da dire che comunque Asiago sappiamo che non è mai da sottovalutare, perché negli anni è stato ormai noto che è sempre pericoloso come squadra. L'Asiago è sempre stata pericolosa come squadra in qualsiasi categoria, e anche quando è sotto.
Comunque volevo ritirare il mio saluto nei confronti di Riccardo Quartuccio, siccome insulta la mia telecronaca. Disco per Bernardo, ben difeso da Marini. Marini all'occasione. 1 contro 1. Ottimo. Poteva starci anche un fallo per gancio. No, in overtime no. Poteva vabbè, starci però un tiro da parte di Marini. Wesh, sì, proprio Wesh. Mega traversa colpita da Ruggero. Ma proprio piena. Sarò sincero, secondo me Civitavecchia in questo 3 contro 3 è avvantaggiato. Qualitativamente ha qualcosa in più rispetto ad Asiago, soprattutto a livello più di che altro pattinaggio. perché sappiamo che questi 3 giocatori che sono in campo hanno un feeling pazzesco insieme. Sì, sono giocatori che giocano insieme da quando erano in culla, da quando probabilmente sono stati anche allattati assieme. Vabbè, tralasciando questi... le cavolate, no, intesa di Civitavecchia secondo me è maggiore rispetto a quella di Asiago, anche a livello magari un po' di qualità secondo me. Qua Asiago Civitavecchia che... ha qualcosa di più, almeno a livello individuale. Vedremo come gestiranno il gioco, come gestirà il gioco di Civitavecchia. La subito all'attacco Bernardo. Ottima parata di Marco, ragazzi, che sta facendo una partita niente male. Anzi, sì, ha salvato in varie occasioni l'Asiago. Ma come ho detto inizio gara, Salmaso in questa seconda parte di campionato sta facendo davvero bene. Sta veramente facendo il suo e in questa partita per me anche molto di più del suo. Qua comunque un po' una brutta difesa da parte di Marini, che è andata ad anticipare male Bernardo, che è riuscito ad andare in porta da solo indisturbato. È importante accompagnare l'attaccante nel pattinaggio, non andare dritto per dritto. Gestisce Ceccotti, testa alta, dietro per Bernardo gestisce il disco, super Ruggero, vediamo, dietro di nuovo per Bernardo che gioca dietro per Ceccotti. Secondo me Civitavecchia nell'1 contro 1, come ho già detto, ha qualcosa di in più rispetto ad Asiago. È molto importante per Asiago riuscire ad andare a darsi una mano nella difesa dell'1 contro 1 contro Civitavecchia. Quindi, ok, qua butta un po' via il disco Ruggero dietro per Marini, Asiago che adesso può gestire Marini che sale col pack. Rallentano il gioco, sì. Vediamo anche un po' la differenza di come gestisce il gioco Civitavecchia e come lo gestisce Asiago. Civitavecchia che fino adesso, mentre era in possesso del disco, è andata sempre all'attacco. Adesso Asiago che decide di uscire con oro di gran carriera in velocità, gira dietro la porta, attenzione! No, e fallo di... il fallo. Bernardo Bernardo! Che gol! Assurdo! Gol assurdo di Bernardo. Assurdo questo gol, ricordiamo bellissimo. che questa però è la prima partita del girone, non la finale di campionato, ma va bene. Vabbè, ma sappiamo, però dopo questa prestazione, vabbè, ma sappiamo entrambi della rivalità che c'è tra Asiago e Civitavecchia, quindi reazione l'abbiamo vista anche nelle finali dell'Under 16 del weekend scorso, in cui le tifoserie di Civitavecchia e Asiago, diciamo, se le sono quasi date. Se non fossero... Vabbè, non parliamo di queste cose, non facciamo pubblicità a questa parte di questo sport che non è quella che ci piace. Comunque comunque è normale secondo me questa reazione da parte di Civitavecchia, perché c'è una forte rivalità tra le due squadre. E comunque adesso sta parlando tuo padre partita. Marchete, non posso più fare il mio commento. Il papà qua è fastidioso. Ottima partita. Vabbè, noi non stacchiamo, voglio un'intervista a fine gara con Ceccotti. Io devo entrare a dare le sacchette dell'MVP, ragazzi. Vai via, comunque a 3 minuti giusti il gol. Bello. Vai via. Ok. Comunque voglio dire che questa partita è veramente una bella partita, ritmo grandissimo, gol spettacolari. Come ho detto fin dall'inizio, si sono fatte vedere comunque le capacità individuali del Civitavecchia, soprattutto con i fratelli Mecconi. Ovviamente di sicuro non lo scopriamo oggi che sono due grandi giocatori. E mi piace anche vedere adesso come si stanno dando la mano i giocatori, grande sportività. Attenzione, Baffoman davanti a me, sono spaventato. Grande partita, mi sento un po' gli occhi puntati addosso, c'ho tutta il Civitavecchia che mi sta guardando. Sì, infatti. Abbiamo Taglioni qua, va a stringere la mano all'arbitro, attenzione, Pedro.
nessun commento da parte di Ruggero Mecconi. No, no. Vedremo se... Vabbè, ragazzi, io vi saluto perché nessuno qua del Civitavecchia vuole venire a parlare con me. Ah, no, ci vediamo alle premiazioni. Abbiamo Gabriel Oro, molto meritato. Mi metto anch'io dietro. Ok, adesso mi cavo. Ok, Civitavecchia invece MVP Mollica Giulia. Assolutamente meritato. Mollica Giulia ha disputato un'ottima partita. Ho con me rigorista Gabriel Oro. Grandissimo. Hai un commento da fare su questa partita? È stupenda, stupenda, letteralmente. Vai a fare la foto con lui. Bella partita. Sì, sono d'accordo. Ho sete, ragazzi. Bevi la mia acqua, è là. Aspetta. No, l'Ebola. No, no. E invece sì. E invece sì. Ci piace vedere la sportività tra Asiago e Civitavecchia. Grinta sì, botte sì durante il gioco, ma poi fuori siamo tutti amici. Sì. Sì. A parte con Novara Bomber che se lo becco in strada non è un gangster, è un pentito. Ovviamente sto scherzando. Forse no, ma vabbè. Voglio qualcuno che venga a fare un commento. Assolutamente. Meglio... A meno che non abbiano già staccato la live. No, non l'hanno staccata la live. La live è continua, amico. Ah, è continua. Teoria sì. Beh, meglio avere un commento da quelli di Civitavecchia che magari Asiago non sarà dell'umore Asiago, giusto. sì, magari con un relativo commento ci perma-bannano da YouTube. Esatto. Infatti, Ricordando che sono una ricordando che squadra prima- veneta. Sì. Oh! Uno qua. Cecco! Niente. Si devono fare 70... Nessuno ci caga, ragazzi. Servizio fotografico per Civitavecchia. E adesso? Sì. Sì, queste sono, signori, le prime due partite. La prima partita del girone A. o forse B, non lo sappiamo. Lo so io. Ok, lo sa Gabriele Marquez, signori. Questa è la appena prima partita guardato. del girone A e vedremo poi Asiago affrontare Empoli stasera alle 21:30, mentre Civitavecchia giocherà domani mattina contro Empoli. Vedremo un po', di sicuro tanto buon hockey ci aspetta. Ho appena controllato il girone Ma sulla tutti si stanno canale. andando a cambiare, nessuno vuole farmi un commento. Pedro! Oh, Ruggi! Vabbè, non sente Ragazzi, niente, non vabbè, ci cagano. Chiediamo al Tapio, no?